Ciao tifosi del Napoli! Siamo tornati con un'altra notizia esclusiva sul nostro amato club. La squadra sta cercando di migliorarsi sempre di più per portare buoni risultati, quindi non dimenticate di mettere un like a questo video e iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Oggi abbiamo aggiornamenti importanti sul mercato dei trasferimenti. Alessandro Zanoli è pronto a dire addio al Napoli. Vediamo i dettagli. Mercato di trasferimenti del Napoli, addio a Zanoli. Le ultime novità sulle strategie di trasferimento dell'SSC Napoli sono state riportate in diretta su Sky Sport 24. Il club napoletano è impegnato nella costruzione della squadra per la stagione 2024-2025 sotto la guida del nuovo tecnico Antonio Conte. L'accordo tra Zanoli e il Genoa è ormai molto vicino e quasi raggiunto. Alessandro Zanoli, che quest'anno è stato in prestito alla Salernitana, potrebbe finire al Genoa e diventare una delle prime cessioni del Napoli in questa finestra di mercato. Anche il presidente del Genoa, Sangrillo, aveva dichiarato: «È da qualche anno che tentiamo di avvicinarci a lui». Zanoli è salito nelle gerarchie, l'unico problema è che nelle ultime 2 stagioni è sempre retrocesso. Dobbiamo considerarlo, ride NDR. Questa operazione rappresenta un passo importante per Zanoli, che avrà l'opportunità di mettersi in mostra in una nuova squadra. Per il Napoli, invece, è l'occasione di fare spazio e risorse per nuovi acquisti, che saranno fondamentali per il progetto di Conte. E voi, tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questa cessione? Zanoli è una perdita importante per la squadra. Lasciate i vostri commenti qui sotto e discutiamo insieme di queste importanti operazioni di mercato. E non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del nostro amato Napoli. Alla prossima e forza Napoli sempre!